Buonasera, da Matteo dalla Struttura si è appena conclusa la partita di A femminile tra la del Matteo e Baldagno. Allora, abbiamo con noi Valentina Gaudio che ha tanti anni di esperienza che si è portata in porta. Valentina, questa partita che di solito voglio dire non viene mai vissuta in maniera semplice, come l'hai vissuta tu dalla tua relazione? Le partite con il Valdagno sono sempre molto combattute, quindi esperienza a parte sapevamo già di andare incontro a una partita molto difficile, si è visto, siamo anche partite in svantaggio. Poi però comunque la parte positiva della nostra squadra è che sappiamo reagire, infatti abbiamo gestito comunque la partita nel migliore dei modi, abbiamo ascoltato il mister e alla fine abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto di fare. Sembra anche a te che questo campionato abbia un livello un po' più alto tecnicamente parlando di tutte le squadre? Sì, assolutamente, meno male direi, perché il campionato femminile è importante ed è importante che ci siano sempre più squadre che siano competitive per alzare il livello, per rendere le partite più interessanti, ma anche per stimolare le giocatrici più piccole a crescere, sapendo che appunto vanno incontro a un campionato molto competitivo e che devono dare il meglio di se stesse. Grazie a Valentina Grazie a voi. e bocca al lupo per il percorso.